amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parleremo dell'importanza della mente focalizzata. Tutti i percorsi iniziatici eh, cominciano proprio dall'addestramento della mente. Ehm, Prima di tutto, infatti, e questo accomuna poi sia la tradizione occidentale che la tradizione orientale, è importantissimo ricordarsi che quello che noi pensiamo e quello su cui noi ci focalizziamo viene nutrito della nostra energia psichica e prima o dopo acquisisce quella forma fisica, viene appunto condensato sul piano materiale come oggettivazione della nostra coscienza, dei nostri pensieri e del nostro stato vibratorio. Pertanto, così come dice il maestro chassidico, tu sei là dove risiedono i tuoi pensieri, dobbiamo ricordarci appunto che il nostro pensiero ci dice dove siamo collocati, dove siamo in realtà, cioè anche se fisicamente siamo in un posto, se noi stiamo pensando qualcosa di diverso rispetto a quello che stiamo facendo, noi siamo là dove stiamo pensando. Cioè fisicamente occupiamo uno spazio, ma in realtà è come se non ci fossimo. Dunque è importantissimo il dominio sul proprio pensiero e sulla propria mente. Si raggiunge soltanto con l'esercizio, con l'attenzione, con l'esercitazione della presenza e è chiaro che poi dà soddisfazioni non indifferenti perché si mantiene una concentrazione maggiore nelle cose in cui si fanno e quello che noi facciamo oltretutto non solo riesce al meglio, ma diventa veramente parte di noi. Quando noi facciamo le cose in automatico, senza più essere presenti nel momento e nell'azione che noi compiamo, quella cosa non resta dentro di noi, è come se non ci appartenesse, eh, perché ci siamo e non ci siamo, cioè noi agiamo in un contesto, magari stiamo guidando ma pensiamo ad altre cose, oppure magari perfino leggendo un libro riusciamo a distrarci, è comprensibile dunque che le azioni fatte in questo modo non sono azioni complete al 100%. Dunque questo va assolutamente corretto. Corretto perché il qui e ora è impagabile, è l'unico tempo che abbiamo. E fare le cose fatte bene dà sempre una soddisfazione, oltretutto anche a noi stessi, per il fatto di averle compiute correttamente e di averle accudite. Ricordiamoci che tutto ciò che noi facciamo è un po' una nostra creatura, parla di noi e noi siamo anche le nostre azioni. Dunque è importante presenziare dal momento che si tratta di noi, qualcosa che nasce da noi. Come si comincia un po' a dominare la mente? Ci sono più passaggi e si comincia ovviamente nel modo più semplice, cioè ci si siede, ci si raccoglie in meditazione, ci si rilassa un pochino, sempre con un ciclo breve di respirazioni, dove noi facciamo molta attenzione, portiamo la nostra attenzione proprio all'aria che entra dalle narici e al flusso, insomma, dell'aria in entrata e in uscita. In questo modo, concentrandoci sulla respirazione, abbandoniamo un po' anche gli altri pensieri e ci imponiamo un tempo di lavoro. Per esempio, possiamo impostare la sveglia di un telefono e affinché suoni dopo 5 minuti. In questo modo sappiamo che per 5 minuti noi abbiamo fatto insomma un esercizio. Cosa faremo durante questi 5 minuti? Come primo passo osserveremo i nostri pensieri. Dunque non freneremo il flusso, il chiacchiericcio mentale, ma lo osserveremo, lo ascolteremo
E non solo, alla fine dell'esercizio annoteremo su un quaderno, che sarà un quaderno di lavoro. Io ho spesso nominato il quaderno magico anche in altri video e infatti è uno strumento preziosissimo durante questo percorso, dunque annoteremo su questo quaderno magico anche i pensieri che ricordiamo di aver avuto in questi 5 minuti. Dunque l'esercizio è semplice. Ci rilassiamo, ascoltiamo i nostri pensieri con la presenza, perché dobbiamo ricordarceli, alla fine dei 5 minuti segniamo i pensieri sul quaderno. Questo sembra un esercizio banale, in realtà presenta alcune complessità, sembrerà così, sembrerà assurdo, ma è così. Intanto ricordarsi tutti i pensieri avuti in 5 minuti e osservare come sono concatenati l'uno all'altro. Questo dirà molto a noi di noi stessi, perché ci spiegherà un po' come funziona il meccanismo della nostra mente, come una cosa aggancia l'altra e come effettivamente nell'arco di 5 pensieri, di 5 minuti, riusciamo a incasellare tutta una serie di pensieri e soprattutto ci dirà di che natura sono i nostri pensieri, se sono di natura elevata, se sono di natura, diciamo, più dozzinale, banale, ehm, se sono negativi, se sono positivi, se ci incoraggiamo, se ci scoraggiamo, se ci stiamo giudicando, se ci stiamo sminuendo. Ci dirà tantissimo sulle nostre convinzioni ed è un esercizio molto importante che, se potete, dovreste ripetere proprio anche più volte nell'arco della giornata. Ma è importantissimo già poterlo fare per 5 minuti, almeno una volta al giorno. A completamento, diciamo, di questo training, di questo allenamento, possiamo mettere delle sveglie casuali nell'arco della giornata e quando suonerà la sveglia prendiamo sempre il nostro quaderno magico e scriviamo cosa stavamo pensando quando è suonata la sveglia. E senza segnarlo, se vorrete lo potrete segnare, andrete a ritroso su come siete arrivati a quel pensiero. Così capirete non solo come a volte stimoli completamente al di fuori della nostra volontà dirigano il corso dei nostri pensieri, perché magari basterà toccare un oggetto che innescherà in noi una memoria e da lì in poi tutta una serie di ragionamenti su Tizio, su Caio, su questo, sull'altro. E dunque già il fatto stesso di osservare i pensieri ci renderà attenti e vigili sulla natura dei nostri pensieri, ci renderà attenti anche su come correggere i nostri pensieri, perché ci scopriremo dei pensatori, come dire, imbizzarriti, cioè non abbiamo alcun controllo sul flusso di questi ragionamenti, di queste lucubrazioni e del nostro rimuginare. Va e noi ne siamo completamente trascinati. Però ripeto, il fatto stesso di iniziare ad osservarli ci consente appunto di iniziare a destreggiarli. Intanto li osserviamo, intanto vediamo che esistono, intanto vediamo di che natura sono, ne prendiamo atto e questo ci aiuta poi a raddrizzare un po' il tiro, perché sono pensieri meccanici che noi potremmo comunque correggere e potremmo comunque imparare a dirigere in un certo senso. Fatto questo, poi si passerà allo step successivo, ma intanto direi che questo è il primo passo ed è un passo molto importante. Per il momento io vi ringrazio per avermi seguito fino qui, esercitatevi, osservate la natura dei vostri pensieri, non vi scoraggiate, segnateli e basta, non giudicateli, non identificatevi con i vostri pensieri, quantomeno non adesso. Buon proseguimento, vi ringrazio per seguirmi e ringrazio tutti i miei iscritti che saluto affettuosamente. Vi rimando alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.